Peruccia e l'amici sua, siccome erano disoccupati, si passavano il tempo a giocare in mezzo alle case popolari. Dopo che si tenevano tutta innata tipo canguri e si arrampicavano come scimmione in cerca di banane maturi, un giorno è capitato che Pieruccio ha voluto ospitare l'amici sua per giocare a un gioco molto conosciuto che per motivi di copyright chiamerò L'ultimo che arriva, ci spunta un'antenna e si collega con un satellite. La cosa più bella di ciò che chissà, che qua arriva l'ultimo a cattare bevere per tutti. Come tutti sappiamo, quando si fa questo gioco, chi arriva per ultimo accatta una zusa o una bottiglia di passito. Chissà viene chiamata pure a gara di corazziere e a voglia di vincere un bicchiere di passetto ti fa chiamare l'adrenalina a tipo freva a 40. Peruccio, siccome ci stava aspettando ricchi all'amici, per la foca di arrivare primo, si addizzolò sopra la terrazza come una boccia e si appezzò palettolantina ritta ritta in teaggi. Quando diciamo gli altri in diritto tecnico, t'avessa bene l'intera canna rozza. Un palettonantina ti aspetta a tipo dottore Tatavalle Varitonsil e ti spetti cannarozza in due a tipo Mose nel Mar Rosso e si morì subito.